Associazioni sedute intorno a un tavolo per stendere un progetto di spazio aperto da gestire in un immobile comunale che sarà assegnato attraverso un bando, e a quel tavolo convocato per domani siederanno anche i ragazzi di ZTL, ma solo se decideranno di liberare l'ex Telecom. Amministrazione di Cassugana e collettivo cercano di venirsi incontro per evitare lo sgombero forzato. Un primo passo ZTL l'ha compiuto. Abbiamo presentato una bozza di progetto per uno spazio sociale qua a Treviso e quindi diciamo il passo che ci era stato chiesto l'abbiamo fatto. Ovviamente adesso rilanciamo la palla all'amministrazione, noi nel frattempo rimaniamo all'ex Telecom, sicuramente fino a domenica, poi adesso andiamo in assemblea, decideremo con tutti gli altri poi anche le prossime mosse. Domenica però potrebbe essere troppo tardi, anche se le forze dell'ordine sono impegnate in queste ore con altri dispositivi di sicurezza, a cominciare dalla festa di Casa Pound che inizierà domani a Revine. Tutto si sta ancora decidendo. Li abbiamo invitati dicendo che abbiamo una concezione di bene comune molto chiara, vogliamo che si partecipi tutti alla costruzione di uno spazio aperto e condivisibile anche da altri. Li abbiamo invitati a questo tavolo a condizione che lasciino spontaneamente l'ex Telecom. Anche il sindaco era presente al comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Sono state ribadite alcune posizioni, ma sostanzialmente il rispetto della legalità è una cosa che ci accomuna tutti, quindi non siamo rimasti molto turbati. Ecco, noi come amministrazione ci stiamo adoperando in modo molto serio e fattivo per arrivare a una soluzione pacifica, quindi a un volontario rilascio dell'immobile da parte dei ragazzi. Stasera alle 21 all'ex Telecom a San Zeno assemblea pubblica per parlare del problema degli spazi. Vogliamo puntare il dito contro gli speculatori privati che pensano di poter fare di ciò che vogliono, insomma, di fette importanti della città. Noi crediamo, e lo ribadiamo, l'abbiamo sempre detto, che per noi la città la intendiamo come un bene comune complessivo e che quindi anche le proprietà private rientrano, diciamo, si devono assumere le proprie responsabilità.